Quindi, come De Laurentiis non doveva dare alibi a Conte, così non gliele devono dare i calciatori. Calciatori, non date alibi a Conte. Attenzione ragazzi, qua mi rivolgo ai calciatori. Non vi fate venire niente, non fate i capricci, perché altrimenti voi finireste con l'avere la massima responsabilità anche retroattiva. Perché il napoletano non si dimentica niente. L'abbutinamento con Ancelotti, poi il problema con Gattuso nel finale, che è successo? Spiegateci Napoli-Verona. Le problematiche con Garcia, con Mazzarri, con Calzona, adesso succede anche con Conte. Vuol dire che il problema è più profondo. Si può partire da una società che non ha forse una forza di tenere le cose a posto sempre, si allentano le maglie, e quando si allentano le maglie i calciatori dovrebbero essere capaci di autogestirsi, e se non siete capaci di autogestirvi con nessuno al comando o con tutti al comando, vuol dire che la colpa poi è vostra. Quindi fate molta attenzione, prendetevi le vostre responsabilità, perché gli alibi stanno a zero, proprio quando ho detto non dare alibi a Conte, perché Conte si lamenta e poi si sfascia tutto. Quindi, come De Laurentiis non doveva dare alibi a Conte, così non gliele devono dare i calciatori. Calciatori, non date alibi a Conte, perché altrimenti lui dice non è una cosa tecnico-tattica, siete voi che non ci mettete il cuore. Non l'aveva detto prima, non l'aveva mai usata prima come cosa, quindi vuol dire che qualcosa voi l'avete fatta o non avete fatto.